Va bene il parcheggio, Italia, Italia, dai, 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 via, 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 via. È ora, è ora, è ora. Dove abito oggi? Pum, Daca, davanti a un rottamasso, ma soprattutto de A, dove? Anzi, dietro al piccio qua c'è la fortezza, che adesso andiamo a vedere. Guarda che forte questi fan sub qua. Buono. È che sì, che adesso c'è un po' di nuvolo, è andato un po' via il sole. Guarda che roba, cioè, è il furgone dei subbussatori. E va a fare robe da sub, vedi? Allora, nel caso in cui dovessi avere difficoltà a fare le puntine, questo è il castello di Porto Palermo. Vediamo cosa c'è scritto. Il castello di Porto Palermo fu costruito da Ali Pasha Tepelena nel primo XIX secolo. L'isola nel quale il castello è situata è stata usata per isolarsi dalla valle. Più tardi l'isola fu connessa con la terra principale per facilitare le comunicazioni, con una striscia di terra riempita da sassi. La baia di Porto Palermo è usata per essere una delle più harbors, non mi ricordo cosa vuol dire, del mondo antico, conosciuto come Panorama Bay. E dopo qua ti metti in pausa e te la leggi perché è troppo. Se no andiamo avanti in mezza puntina a lesa il carteo. E sta pianta che cazzo è? Cioè, sembra tipo i fagioli. Ma che roba? I fagioli piselli? No, i fagioli. O fave, probabilmente fave, va a sapere. Se mandi una foto a mia Non ci capiamo una fava. Oh, che bello, i sentieri altamente impegnativi di prima mattina. Molto bello, molto bene. Curati qua altre piante tipiche, vedi? Con i fiorellini tipici, tutto tipico. Cazzo, c'è una collezione di piante strane, dei fiori strani, tutto strano qua. Stai aspettando che si levano dal cazzo? Buono. Ma che panoramation. Eh sì, vedi, siamo praticamente in un isolotto e il biglietto d'ingresso costa 100 pizzi. 100 pizzi è meno di €1, perché €1 è 125 pizzi, che sarebbero i cosi albanesi, i pizzi albanesi, eh?
Sì, bello, merita. Adesso vedo se riesco a farti la puntina, nel senso se ho un po' di connessione, ma mi pare si può farla lo stesso, sì. Sì, l'acqua è completamente trasparente e pulitissima, abbastanza croatica, diciamo. Non so se si può fare il bagno, nel senso come temperatura. Inizia a venire su un po' di brutto, ragazzo, vedi? Però la parte della costa sembrerebbe di no, quindi se le nuvole si spostassero gentilmente di là sarebbe una buona idea. Cioè, Giovanni voleva fare anche il bagno, non mi sembra più il caso. Vedi, anche i sub sono tornati su perché hanno detto se no si bagnano. E l'uscita goditela adesso, sperando che non ci siano macchine che vengono avanti, perché sennò c'est tragique. I miei poveri vetri, i miei poveri vetri. Cazzo se non foro qua, porca puttana. Che razza di pieroni che ci sono. Mamma mia. Vai camperino, vai, guarda che salita che ti faccio fare. Ma questa è l'Ipirina. Buona, buona. Bella cazzo, bella. Guarda agavi selvagge, hai visto? Selvatiche, pieno, anche in Sicilia. Capre, caprete. Vedi, ogni volta che Singano vuole fare un viaggetto di relax si trova sempre nei monti più estremi. Porca troia, c'è proprio destino. Devo dire, voglio un viaggio tachicardico e allora là magari mi trovo tutte le strade rilassanti, pianeggianti, hai capito? Secondo me funziona così. Maremma, che panorama! Questa era quella strada, diciamo, panoramica di cui avevo letto un articolo che su un coso, come si dice, su un gruppo di viaggi, no? E va da te, alla fine l'ho fatta questa. Bene, molto bene. Ripidità neanche tanto, un 10%, quindi bene, dai, bella, molto bella. Bello, diciamo che però che con sta mania di parcheggiare in contromano vado un po' malino io, porca miseria, sai, in contromano, così in mezzo alla strada, in mezzo ai coglioni, troppa locale, no, brutta. Adesso mi è rimasto anche indietro Giovanni, eccolo qua, no, perché in questi posti un po' così, te capì, aspetta che ho il capo qua. Buongiorno! Devo andare, eccola, dove lei? Oh mare, to sorea e tosia. Questi sì sono del 10% e un po' di più. Porco cane, era il Mercedes fatto pulmino. Ciao Mercedes fatto pulmino. How are you? Fine thanks. And you? Not too bad. Meglio quando è più pianeggiante, ma va bene lo stesso. Che quando è bagnato per terra poi partono gli sgommatamenti, hai capito? Senti qua ogni tanto gli sgommatamenti. Quindi insomma sarebbe un po' più preferibile quando è più asciutto. La cosa bella è che questi posti, almeno con questo camper, non li rifarò mai più, cioè stiamo andando a senso unico, cioè non è che tipo vai in un posto e dopo devi ritornare per la stessa strada, no? Quindi anche quello è il bello del viaggio che abbiamo fatto, via dentro da una parte e fuori dall'altra. Con ciò non voglio dire che non è stato bello, è assolutamente un viaggio bellissimo. Capo, c'è ripidità, se vai così piano io non ce la faccio, cazzo. Ma mai lo rifarei, ecco, si è buttato in parte, fuori i coglioni, bravo. Boom, via che adesso è tragica, via. Aia, siamo in prima e sta sgommando, fermiamoci un attimo qua, un attimino. Io spero sia finita presto sta roba, perché veramente stava sgommando in prima, quindi non buono. Speriamo che Giovanni sia tutto a posto, dopo quel coso lì dovrebbe essere finita. Io aspetterei magari che vada via la pioggia, non lo so, sono corriera dietro e non vedo Giovanni. Vabbè, adesso magari mettiamoci un attimo qua in parte e vediamo cosa fare. Il signore con la corriera mi ha fatto segno ok, non so se vuol dire tipo bravo oppure vai avanti tranquillo. Comunque volevo aspettare un attimo Giovanni, vedere dov'era. Paura a mollare il freno, perché col freno a mano non mi tiene tanto.
Però guarda, stanno arrivando altri camperisti, quindi significa che non siamo gli unici, no? Ciao amico! Porca miseria, io mi fermo un attimo qua. E non so neanche io cosa fare, sta iniziando a piovere bene bene. E se c'è ancora ripidità così siamo fottuti, perché appena tocchi un attimo l'acceleratore senti che slitta, probabilmente la strada è sporca, non lo so. È che passato parecchio tempo non vedo più Giovanni, non vorrei fosse successo qualcosa di grave. Non lo so, non posso neanche chiamarlo perché i telefoni qua non prendono. Sì, diciamo che è meglio fermarsi qui un attimo, va, finché spiove. Allora, non sapendo né leggere né scrivere, io direi: prima inserita, freno a mano tirato come se non ci fosse una fine, e data la ripidità mi fracco anche di sassi dietro le ruote. Sì, ma ti credo ragazzo, si scivola come niente qua, porca troia, cazzo culo. Adesso c'è a capire le nuvole, allora sembra che stiano andando verso sinistra, qua avremo un po' di sereno, ok, vedi? E dopo però ancora nuvoloni, a meno che i nuvoloni non stai là e il sereno viene avanti di qua. Si potrebbe far così, nuvoloni, stai là, stai fermi, dai. Ah, per sicurezza ho messo doppi sassi nelle ruote, sia alla sinistra che alla destra, e glieli ho fraccati dentro con dei calzetti. Allora, sono passati degli sloveni che parlavano inglese, gli ho chiesto se avevano visto un altro camper come il mio, ha detto sì, però si è girato, sta andando di là. E il problema è che io e Giovanni non possiamo metterci in comunicazione, perché nel mio telefono nel suo non funziona più, non funziona quasi mai qua in Albania. E io non saprei neanche se girarmi, perché con quelle ripidità estreme, per quanto vai piano, non vorrei che ti partisse il camper, ti scivola via e lì sei fottuto, cazzo. Perché è scivolosissima la storia qua, è veramente scivolosissima. Il problema è che se la strada fosse come questo parcheggio non ci sarebbe nessun problema. Il problema è lì, cazzo, andare giù qui. Perché io non... Cioè, cazzo, come si fa? Veramente, scivoli, cazzo, scivoli. Mica mettersi con le cose qua. Se venisse fuori il sole e la smettesse di venire giù sta pioggerellina del cazzo che continua a tenere umida la strada. Cazzo. Cioè, no. Questa è la strada lungo la costa per Valona, quella che ci avevano detto di non fare perché era impegnativa, però noi stupidi, dopo aver fatto quella cosa là che siamo scesi in spiaggia, pensavamo impegnativa. E invece... ma non... andrebbe anche bene, se l'unico problema è veramente che scivola, cioè bene, abbiamo fatto in prima, ma inizia a sgommare e io ho paura per la discesa, cioè ti ho detto, se ti parte il camper che cazzo fai? Non l'hanno messo a caso il capitellino qui, Niente Italia, c'è poco da fare a girarci attorno, i nostri camper non ce la fanno, soprattutto non so, sta strada qua con la pioggia è scivolosissima. Adesso si è fermato un camionista gentilissimo, albanese, che parlava anche un po' italiano, e mi ha girato lui il camper perché io ero un po' titubante, insomma, per il discorso che sgomava, insomma, ecco, lui tag in 2 secondi, tag e via. Vedi, velocità massima 20, dissuasori dappertutto, porca miseria. Cioè tieni conto che il freno a mano è inutile, ho i freni puntati e mi sono fermato un attimo per far riposare i freni. Adesso ricontinuo, sto andando giù ovviamente. Guarda che farà. Dai Porito, sta da che. Ho ritrovato Giovanni. Oh, hai visto come cazzo sgommava? Infatti io Puttana merda, ma c'era qualcosa per terra, non lo so. Allora, infatti io non riuscivo a salire. Ma neanch'io in prima sgommava, è tutto un sgommare. Allora, infatti io ho evitato di salire perché sennò mi si bruciava tutto, bruciava la frizione qua. No, che bruciava, cioè rischiavamo di andare indietro. Nel mio caso no, io ma... adesso ho trovato un gommista bravissimo, qua praticamente. Gli ho fatto girare le gomme, gli ho fatto mettere quelle vecchie davanti, quelle vecchie dietro e quelle nuove davanti, perché queste sono quelle nuove. Dai, quanto hai pagato? 5 euro voleva per fare il cambio di qua e di là. Si è messo a farlo in mezzo alla strada, si è messo a farlo. Gli ho dato 10 euro, avevo 10 euro, gliel'ho dati, guarda. Chissà che anche le mie sono prese meglio quelle dietro. Secondo me sì. Sembrerebbe decisamente sì. Quelle sono praticamente slick là. E queste sono molto più nuove dietro. ma davanti... Sono più lisce davanti, guarda che roba. Sì, sta parte qua sì. Quasi quasi.
Allora ragazzo, come ci conferma anche il Giovanni, lui stava andando indietro col camper, hai capito? Quindi la strada quella per Valona, quella che costeggia la costa, se c'è bagnato per terra, evita, sei un vecchio camper come i nostri. Ho visto altri camper che l'hanno fatta. Le gomme le gomme ho capito, ma le mie non sono tanto vecchie, però era tutto un sgommare. Cazzo vuoi che ti dica? Sarà la gestione del peso di quelli vecchi, che cazzo ne so, noi abbiamo trazione anteriore, davanti è leggero e dietro è pesante, però era tutto un sgommare. Lui stava andando indietro, si è salvato mettendo parte del camper nel cordolo, perché a bordo strada c'era tipo dell'asfalto più grezzo e quindi lì è riuscito a far grip. Ma no, che esperienza, a me dispiace, ma io non è più divertente, faccio l'altra strada, torno indietro. Credo che Giovanni verrà anche lui con me, però anzi io direi che per oggi, essendo già abbastanza elettrico, mi fermerei al paesino qua in riva al mare. Che ore sono? Le 4, sì, dai, basta per oggi. Porca troia. È che purtroppo bisognerà fare un bel pezzo di strada, cioè l'allunghiamo un casino, cioè per carità. È più che altro ritornare indietro, perché dopo fare la strada dall'altra parte è comunque bella, panoramica, diciamo, però porco cane della Madonna. Aspetta, a testimonianza, Giovanni, cos'è che ha visto? Che cos'è che avevi visto? Un furgone tipo quello lì della Mercedes là. Ah, quelli del simbolo Van Life, per capirsi. E anche quello che sculettava tutto quanto per salire. Porca troia. Vabbè ragazzi, no, ste robe no, mi dispiace. Più che altro, come ti ho detto, ok, sì, era venuto fuori un po' di sole, un pochino, però dopo, secondo me, abbiamo tutto quel nuvolone là che viene avanti, quindi no, assolutamente no. Cioè è come andare nel ghiaccio praticamente, ti assicuro, o qualcuno ha perso dell'olio o qua, che cazzo ne so, le macchine non sono carburate, buttano fuori gasolio dal tubo di scappamento, però ti garantisco, hai visto anche cosa facevo coi piedi, cazzo scivolavi come ridere, cioè io avevo paura a camminare, perché quando facevo le scivolate con le scarpe, cazzo ho detto vado giù anch'io a piedi. Le Puntine del Mondo è un canale che se devi andare in vacanza ti mette l'ansia, porca troia!